Parliamo ora della riforma della RAI. È stato bocciato il sardo nella discussione a Palazzo Madama, nonostante il voto a favore da parte dei senatori isolani. Carlo Manca. Chi non vuole il sardo nella TV pubblica? È la domanda che anima il dibattito in rete, dopo che il Senato ha bocciato un emendamento proposto da SEL per inserire la lingua nella riforma della RAI, accanto a tedesco, francese, sloveno e ladino. A Palazzo Madama i sardi a favore del sì sono però andati in minoranza e l'emendamento non è passato. Il giorno dopo gli accenti sono diversi. Silvio Lai, della minoranza PD, parla di un incidente che si poteva evitare con una maggiore sensibilità del governo, ma la vicenda non è chiusa. Di vergognosa discriminazione parla invece Luciano Uras di SEL. Incomprensibile, spiega che la lingua minoritaria più parlata non sia contemplata nella legge di riforma della RAI, precludendo così la possibilità di finanziare programmi in lingua a diffusione regionale, come già previsto per Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli. Sulla stessa linea Roberto Cotti, 5 Stelle, cofirmatario dell'emendamento e che ieri in aula, prima in sardo poi in italiano, ha definito assurdo escludere una lingua parlata da più di 1 milione di persone. La battaglia però non è necessariamente chiusa, lo dice ancora Uras, la norma passerà alla Camera e lì sarà riproposto l'inserimento del sardo. Serve però, aggiunge, una mobilitazione non solo dei parlamentari ma degli organi di governo regionali e del mondo della cultura. E adesso andiamo a quarto.